In questa serata vedremo proprio come sarà l'evoluzione del clima. Voglio subito precisare velocemente una cosa: noi siamo abituati a fare più i meteorologi, e cioè a vedere come va una stagione, come va l'anno in corso. Il climatologo invece osserva come cambia nell'arco di un decennio, di un ventennio, di un trentennio, e può proiettare anche questa evoluzione del clima negli anni futuri. Che cosa sta accadendo e cosa temiamo tanto noi viticoltori? Che questo cambio climatico ci ha portato a due cose: uno, a lunghi periodi di siccità che anche per la vita in collina creano qualche problema, e a delle piogge che sono più tropicali piuttosto che mediterranee, quindi la difficoltà di regimentare queste acque soprattutto nei vigneti più eroici. Il consorzio è molto attivo in questo, sentiremo oggi anche le proposte che Diego Tomasi ha elaborato per cercare di gestire questo cambiamento climatico, ma abbracciano la viticoltura nel senso della sistemazione agraria. Abbiamo a che fare con tante piccole frane, dobbiamo gestire l'acqua di queste grandi piogge, dobbiamo gestire i brevi ma intensi periodi di siccità. Questi da due punti di vista: se c'è l'acqua la possiamo usare, ma se non c'è l'acqua possiamo anche selezionare dei cloni di viti che abbiano maggiore resistenza, dei portinesti che abbiano maggiore resistenza, e dobbiamo agire sull'aspetto legale perché anticipiamo le vendemmie per preservare la freschezza che noi abbiamo e che ci caratterizza. Intervenire nell'ambito legale vuol dire noi dobbiamo seguire più l'andamento dell'acidità che quello della gradazione. Tra l'altro la gradazione per noi che facciamo vini spumanti è relativa, in quanto avremo due fermentazioni, quindi anche in questo caso dovremo poter agire. Sono solo alcuni esempi. Ecco, quanto importante è comunque la sinergia con Banca Prealpi San Biagio? Questo è un successo sia per Banca Prealpi San Biagio che per il Consorzio di Tutela. Il Consorzio di Tutela raggruppa le persone che lavorano ai vigneti e lavorano nelle aziende. Banca Prealpi si è sempre resa disponibile a mettere a disposizione qualsiasi tipo di opportunità, anche bancaria, a questi stessi viticoltori e operatori. Lavorare insieme significa prendere atto che ci sono delle cose da fare, sia da un punto di vista organizzativo, come ho detto prima, legale, tante lavorazioni da fare, e anche la possibilità di poterle finanziare.